Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Palermo manifestazioni e cortei per ricordare la strage di Capaci. Il ministro Piantedosi: con l'arresto di Messina Denaro si è chiusa una pagina, ma la lotta alla mafia prosegue. Maria Falcone, sorella del giudice assassinato a Cosa Nostra, stop alle polemiche sull'antimafia, non chiamiamo le passerelle, la presenza delle istituzioni è importante. Marce e concerti per non dimenticare. Anche Catania ricorda il 23 maggio con numerose iniziative dedicate ai giovani. Questo pomeriggio manifestazione davanti al Tribunale. La droga veniva venduta anche a rate, ma chi non pagava subiva pesanti pestaggi. Sgominate 2 organizzazioni nel Palermitano tra Casteldaccia e il quartiere popolare di Brancaccio. Pioggia, vento e la cenere vulcanica hanno creato danni ingenti all'agricoltura nel catanese. La Confederazione degli Agricoltori chiede lo stato di calamità naturale. Calcio, tornato tra i professionisti, il Catania progetta il suo futuro. Il vicepresidente Grella conferma la fiducia al direttore sportivo Laneri e parla del budget per il prossimo campionato e della scelta del nuovo allenatore. Bentrovati a Sicilia 24. Ricorre oggi il 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Numerose le iniziative nell'arco dell'intera giornata a Palermo per ricordare quell'eccidio. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Natale Bruno. Buongiorno da Palermo. Quello che resta, che vedete inquadrato alle mie spalle, è il palco nel quale stamattina c'è stata la commemorazione, la 31esima commemorazione della strage di Capaci, nel corso della quale morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo e i 3 agenti di scorta. Tante persone si sono susseguite su questo palco. Ci troviamo da fianco all'aula bunker del carcere del Lucciardone, un luogo simbolo della lotta alla mafia, perché in queste aule tanti anni fa, 30 anni fa, ci fu la grande sentenza del maxi processo alla mafia con decine di ergastoli e con migliaia, pensate, furono oltre 2000 gli anni di carcere che furono comminati a tutti gli affiliati di Cosa Nostra. Qui oggi non c'era il Presidente della Repubblica Mattarella e neppure il Premier Meloni, perché impegnati a Roma. Mattarella ci ha mandato una frase, un ricordo, dicendo che la mafia non è un cancro ma non è invincibile, esaltando chiaramente il lavoro fatto dai giudici Falcone e Borsellino. Anche il Premier Meloni, impegnato nel Consiglio dei Ministri per affrontare il dopo Emilia Romagna, c'è stato anche per lei un messaggio inviato qui a Palermo contro la mafia. Dice la Meloni, con impegno la lotta alla mafia va continuata con grande impegno, un impegno che non si deve mai fermare. Stamattina, poco prima che alle 10:30 iniziasse la commemorazione qui al carcere del Lucciardone, ci sono state 2 importanti iniziative. A Palazzo Jung la posa della prima pietra del museo che accoglierà tutte le vittime della mafia, e a Capaci, nell'ex stazione ferroviaria, c'è stato, anche lì ci sarà un ricordo, un museo per appunto non dimenticare le vittime della mafia. Per noi ha seguito questi 2 importanti eventi Marco Gullà. Una nuova tessera, un nuovo luogo di ricordo. Questa mattina, nel giorno del 31esimo anniversario della strage di Capaci, a Palermo è stato avviato il cantiere per il Museo della Memoria, che nascerà a Palazzo Jung. A fare gli onori di casa Maria Falcone, che ha accolto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Oggi anche l'inaugurazione del giardino e quindi l'avvio del cantiere per la creazione di un museo del presente dedicato alle vittime della mafia. Il progetto prevede spazi anche a Roma e Bolzano per unire l'Italia nel segno del ricordo e dell'impegno. Un
luogo di ricordo ma soprattutto di impegno per il presente e il futuro nella lotta a Cosa Nostra. Un luogo anche di riflessione, non di reliquie, uno spazio nuovo e moderno per costruire una comunità più giusta e consapevole. Una giornata fitta di iniziative, quella di oggi, a Capaci, nel Giardino della Memoria, consueto appuntamento organizzato da Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio. Poi celebrazioni anche alla Caserma Lungoro, un 23 maggio di nuove iniziative che congiungono sempre nella radice della memoria. Come detto, a Palazzo Jung c'era il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, venuto direttamente da Roma, lasciando il Consiglio dei Ministri che c'era a Roma per essere presente qui a Palermo, per portare un messaggio molto chiaro. Parlando di Matteo Messina Denaro, lui ha detto: abbiamo chiuso un cerchio, ma la lotta alla mafia non si è certo conclusa, dicendo che anche se la mafia è cambiata, anche la lotta alla mafia da parte delle investigazioni da parte delle forze dell'ordine si modificherà per appunto bloccare l'escalation criminale. Lo ha sentito Marco Gullada. L'arresto di Matteo Messina Denaro, l'abbiamo detto in tutte le circostanze, significa la chiusura di una pagina, ma una pagina che si gira e quindi ne comincia un'altra storia, quindi è stata la chiusura di una pagina della nostra storia molto importante dal punto di vista negativo, quindi la mafia stragista, l'abbiamo detto, quindi una fase storica in cui la mafia uccideva, colpiva i valori fondamentali della società civile, faceva delle vittime importanti, questi servitori dello Stato che hanno lanciato il loro messaggio alle generazioni future. Adesso la battaglia prosegue perché anche la mafia si è evoluta, ha cambiato il suo modo di agire e quindi l'importanza del ruolo dello Stato e delle istituzioni dello Stato e della Repubblica sono quelle di adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone, la mafia è un fenomeno umano e quindi come tale è destinato a finire, però fino a che ci sarà l'ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l'ultima goccia di sudore per combattere. Proprio dall'insegnamento di personalità come Falcone abbiamo imparato negli anni, i nostri investigatori, a inseguire i soldi, quindi a seguire i percorsi economici criminali che insomma interessano alla mafia, a preservare i circuiti legali delle istituzioni, quindi anche gli interessi che le organizzazioni mafiose manifestano da più parti, insomma, su quelli che sono appunto l'infiltrazione anche delle istituzioni. Credo che sia un fenomeno che deve ancora preoccupare, ma deve rassicurare i cittadini il fatto che credo che il nostro Paese da tempo manifesta la capacità di intercettare e quindi in qualche modo di contrastare anche questo modo più insidioso di agire della mafia. A Palazzo Young pure Maria Falcone, la sorella del giudice ucciso a Capaci, che ha gettato acqua sul fuoco per quanto riguarda le passerelle antimafia che spesso accompagnano con delle forti polemiche le manifestazioni in ricordo delle vittime della mafia. L'ha sentita ancora Marco Gullà. È chiaro che quando si fa una manifestazione che tende come ogni anno a essere la conclusione di un percorso educativo, è chiaro che le istituzioni devono essere presenti, perché sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare per avere le possibilità di cambiamento. Non mi interessa a quale partito appartengono. In 30 anni abbiamo visto passerelle di tutti i colori, ma non le chiamerei passerelle, le chiamerei presenza delle istituzioni. Devo dire che quella di oggi è soltanto la posa di una prima pietra di quello che sarà, spero a fine ottobre, il Museo della Memoria. È importantissimo che innanzitutto questo bene così bello e trascurato sia di nuovo ridato alla città, che in questi luoghi i ragazzi possano trovare la memoria ma anche la voglia del cambiamento e la voglia di lavorare per far meglio la nostra Sicilia. Ieri Tina Montinaro ha detto sì, ok, è stato preso Messina Denaro, però bisogna dire ai ragazzi che la mafia non è sconfitta. Beh, io credo
sempre che con l'arresto di Messina Denaro si è chiuso un cerchio, cioè si è finalmente messo al 41 bis l'ultimo dei sanguinari di Cosa Nostra, quelli che sono stati responsabili delle stragi del 92 e del 93, di cui spesso non si parla, ma che sono stati fondamentali nella storia del nostro Paese. Credo comunque che, come dice Tina, certo la giustizia deve continuare ad andare avanti e scoprire se c'era qualcosa dietro la mafia. Ecco, come vi abbiamo detto in apertura di questo collegamento, qui dinanzi all'aula bunker del carcere del Luccerdone stamattina alle 10:30 c'è stata la grande manifestazione. I protagonisti sono stati i ragazzi, tantissimi, di tutte le scuole di Palermo e non solo di Palermo, alcuni sono arrivati anche in pullman, e tra questi c'erano pure 80 baby sindaci di tutta Italia, provenienti da tutta Italia. Loro la mafia l'hanno sentita nei telegiornali, l'hanno letta nei libri e l'hanno appresa dai loro genitori, dagli insegnamenti dei loro insegnanti. Sono voluti venire qui per parlare di mafia e di lotta alla mafia e di legalità. Sentiamoli in questo servizio. Spesso a scuola ce ne parlano molto, però secondo me si dovrebbero comunque parlare, parlano sempre di Falcone e Borsellino, ma in senso che i ragazzi un po' si annoiano, però secondo me con queste iniziative parlare con proprio i veri portatori della memoria entusiasma i ragazzi a sapere di più la storia di questi due personaggi. Non vanno dimenticate perché hanno fatto tanto per noi loro. Falcone e Borsellino sono un grande esempio che danno a tutta la comunità, e poi se ne sente pure parlare molto, magari al telegiornale, ma anche a scuola, no? Perché appunto sono un buon esempio da seguire e da rispettare. Tu sei il sindaco di dove? Di Zagarise, provincia di Catanzaro, Calabria. Due gli appuntamenti nel pomeriggio, oggi pomeriggio alle 15, tra poco nella caserma Ungaro ci sarà la commemorazione degli agenti di scorta, e poi alle 18, meno 2 minuti, al momento in cui ci fu il grande deflagrazione di Capaci, ci sarà un momento di raccoglimento dinanzi all'albero Falcone, nel quale giungeranno i 2 cortei che si sono organizzati qui a Palermo. Uno di questi è appunto fatto dagli studenti delle scuole palermitane. Prima di chiudere vi ricordo i nomi dei 3 agenti di scorta che il 23 maggio saltarono in aria con il tritolo della mafia. Sono Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. A te, Adelai. Grazie Natale Bruno. Anche Catania ricorda il 23 maggio con diverse iniziative nelle scuole, soprattutto in quelle più a rischio, dove diffondere il senso di legalità e rispetto è una urgenza quotidiana. Siamo andati a Città dei Ragazzi, nel quartiere di San Cristoforo. Eva Spampinato. La musica, la natura, la legalità e il rispetto del prossimo. Eccoli gli elementi che oggi i giovani della Città dei Ragazzi sono invitati a recepire, perché raccogliere l'eredità di Falcone e Borsellino, essere costruttori di legalità non è solo importante, ma è possibile anche in un quartiere come quello di San Cristoforo a Catania, dove questa mattina si è svolto uno degli appuntamenti di Capaci di Crescere, iniziativa partita 9 anni fa da un altro quartiere difficile di Catania, Librino, e adesso è arrivata in tutta Italia. Si è gemmata un po' come gli alberi Falcone che continuano a crescere in tutta Italia, e oggi è un cartellone di 21 occasioni da Trieste fino alla Sicilia, in cui le organizzazioni decidono di incontrare i ragazzi insieme ai testimonial di legalità e costruire la lotta alle mafie, e parte proprio tutto da posti come questo. La legalità per noi è un tema fondamentale, e partiamo con i ragazzi che accogliamo alla Città dei Ragazzi appunto dalle piccole cose, quindi dall'educazione alimentare, dall'educazione ambientale, e a rispettare soprattutto le regole, gli altri e gli spazi che viviamo insieme.
Presenti all'iniziativa gli studenti dell'Istituto Livio Tempesta, dell'ERIS, dell'Osservatorio numero 9 per la dispersione scolastica e dell'Istituto Cesare Battisti. Questi ultimi, dopo aver piantato l'ulivo della pace, sono saliti sul palco per un concerto strumentale. La legalità è stata declinata stamattina in tutti i modi, in tutte le modalità, perché i ragazzi possano recepire messaggi di pace, di solidarietà e soprattutto di legalità. Ho detto ai ragazzi, se dovete vivere la legalità, cominciate dalle piccole cose. Indossiamolo questo casco, mettiamoci le cinture, rispettiamo gli altri sulle strisce pedonali, rispettiamo gli altri perché noi vogliamo rispetto per noi stessi. Intanto al Tribunale di Catania tutto è pronto per la manifestazione del pomeriggio. Una marcia contro la mafia in memoria di Falcone e Borsellino e delle loro scorte partirà alle 16:30 da Piazza Università e si concluderà in Piazza Trento. Il focus di oggi sarà dedicato al 31esimo anniversario della strage di Capaci, collegamenti da Palermo con interviste e testimonianze di chi ha partecipato alle iniziative per ricordare la strage che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. Con Giusy Lazzara ci sarà Elisa Furnari, presidente della Fondazione Ebbene. L'appuntamento è alle 14:30 su Telecolor, in streaming sulla siciliaweb.it. Adesso una pausa, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio. Dalla marijuana fino al crack, la droga veniva venduta anche a rate o pure a credito, ma chi non pagava subiva pesanti pestaggi. 2 le organizzazioni sgominate da carabinieri e polizia nel territorio di Palermo, da Casteldaccia fino al quartiere popolare di Brancaccio. Manlio Viola. L'hanno chiamata Operazione Cristallo perché di cristalli spesso si parla in gergo per indicare le nuove droghe sintetiche. E dello spaccio del pericolosissimo crack si occupava l'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri di Palermo in un'operazione fra Casteldaccia, luogo di vacanze e villeggiatura, e il capoluogo. 12 sono i destinatari di ordini di custodia cautelare, 3 persone sono finite in carcere, 5 ai domiciliari, 4 hanno l'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma altre 4 persone sono indagate a piede libero. Grazie alle indagini scattate tra novembre del 2021 e maggio del 2022 è stata scoperta una base di spaccio a Casteldaccia dove veniva venduta a decine di clienti anche dei comuni dell'Interland hashish, marijuana, cocaina e soprattutto appunto crack. Gli indagati avrebbero acquistato la droga a Palermo per poi venderla dalle proprie abitazioni agli assuntori. In alcuni casi avrebbero venduto grossi stock di stupefacente anche all'ingrosso, persino a rate. Agli acquirenti noti infatti veniva fatto credito, ma chi non pagava poi era destinatario di intimidazioni e violenze. Sono state sequestrate durante le indagini quasi 5 kg di marijuana, 2 kg di hashish, 700 grammi di cocaina purissima e 9.000 euro. Sequestrato anche il libro mastro dell'organizzazione. Sempre oggi a Palermo è scattata anche una seconda operazione antidroga condotta però dalla polizia nel quartiere Brancaccio. 17 gli indagati, 11 le persone arrestate. Anche in questo caso gli investigatori hanno riscontrato violenza per il recupero crediti, ricostruito il pestaggio avvenuto a Carini nei confronti di un componente dell'organizzazione per riscuotere i soldi dovuti. L'uomo picchiato con una cazzottiera davanti anche ad un bambino. Prima il ciclone africano con pioggia e vento, poi la cenere lavica sbuffata dall'Etna. È stato un fine settimana difficile per gli agricoltori catanesi. La CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, chiede lo stato di calamità naturale. Siamo andati a vedere com'è la situazione nella piana di Catania. Tonino De Mana. Splende il sole sulla piana di Catania e si contano i danni del devastante ciclone africano a cui, come se non bastasse, si è aggiunta la sabbia vulcanica dell'Etna caduta copiosa nel catanese. È stato un fine settimana da incubo per gli agricoltori siciliani che dalla siccità sono passati all'abbondante pioggia fuori stagione che ha compromesso le colture primaverili, ma anche cereali, legumi e grano. Chiesta con urgenza una riunione con le organizzazioni di categoria per lo stato di calamità. Noi vogliamo che venga riconosciuto immediatamente lo stato di calamità per i nostri territori, in modo che il governo e la regione possano dare sussidio, possano dare un aiuto alla nostra agricoltura. Senza di questo, ahimè,
penso che sia veramente difficile che in questo territorio si possa continuare a fare agricoltura. Da Giarre ad Adrano, passando per il Calatino e la Piana di Catania, è un susseguirsi di richieste di aiuto con decine di imprese, piccole e medie, che denunciano consistenti danni per il maltempo. Non solo pioggia, il vento, spirato ad oltre 100 km/h, ha fatto il resto, scoperchiando serre, sradicando alberi, facendo cadere frutti come questi agrumi staccati dalle piante e depositati per terra. Compromesso il raccolto del grano, siamo in contrada Sigona, in territorio di Lentini, e questo è lo sfogo di un produttore. Queste piogge tardive hanno consentito a tutte le erbacce di riprendere e prendere il sopravvento, quindi adesso per trebbiare dovremmo aspettare che si seccano le erbacce, cosa che avverrà a settembre, quindi se trebbieremo e verrà un ammasso di un impasto tra verde e grano, quindi avremo un calo di qualità notevolissimo. Quella parte nera cos'è? Quella è veccia bruciata, ammuffita dalla troppa pioggia, veccia da granella, viene utilizzata per foraggio per animali. Cenere lavica che si è depositata invece sulle piante. Guardate questa coltivazione di zucchine ad Adrano, che insieme a Biancavilla è stata la più colpita dalla coltre nera sprigionata dall'eruzione dell'Etna. Anche alle pendici del vulcano è in corso la conta dei danni, ma da queste parti al peggio non c'è mai fine. L'attività vulcanica sull'Etna è finita oggi alle 8:32 con i flussi lavici provenienti dal cratere di sud-est che sono in raffreddamento. Dopo la dichiarazione di cessata attività del vulcano da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica di Vulcanologia di Catania, lo spazio aereo attorno all'Etna è tornato verde, tutto dunque alla normalità. Su WhatsApp avrebbe minacciato di compiere una strage sparando 1 migliaio di munizioni con un Kalashnikov, causando morti tra italiani e tedeschi in alcuni negozi a Kolw, una città della Germania dove risiedeva. È l'accusa contestata a un 36enne arrestato ai carabinieri di Catania nel suo paese d'origine, Mirabelle Imbaccari, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. L'indagato è stato condotto nel carcere di Caltagirone. E adesso ancora una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, ritornato tra i professionisti, il Catania comincia a pianificare la nuova stagione. Tutto ruota attorno al budget finanziario che la proprietà metterà a disposizione della dirigenza rossazzurra. Del futuro del club ha parlato a Corner il vicepresidente Grella. Sentiamo Angelo Gagliano. Rientrato a tempo record nel calcio professionistico, il Catania già programma la prossima stagione, nodo cruciale per la dirigenza rossazzurra, come conferma il vicepresidente del club Vincenzo Grella a Corner, e il budget che la proprietà metterà a disposizione del settore sportivo. Il primo passo è la conferma di un budget per poi programmare bene il lavoro. A inizio giugno la trasformazione dell'attuale SSD in società di capitali. È prevista per la prima settimana di giugno, non ci dovrebbe essere il presidente in Italia, ma ho pieni poteri per fare questa trasformazione. Grella conferma fiducia incondizionata al direttore sportivo Antonello Laneri anche per la prossima stagione. Sa bene quello che noi vogliamo fare. Mi fido di suo buonsenso, è un uomo serio, ha tutte le caratteristiche per proseguire questo progetto con me. Capitolo allenatore, non è un segreto che la società stia valutando diversi profili. Noi stiamo cercando un allenatore che fa un calcio aggressivo, propositivo e che ha voglia di fare qualcosa di speciale con il Catania. È una grande responsabilità che ho preso e quando lo prenderò devo essere sicuro che ho dato in mano la guida tecnica della società alla persona che credo ci porterà successo. E discorsi aperti anche sulla rosa per la prossima stagione. Insieme a Antonello facciamo più volte dei ragionamenti su chi è più adatto, chi è meno adatto, chi forse ha avuto meno spazio, però comunque ha certe caratteristiche che possono servire a noi. L'iscrizione al campionato di Serie C 2023-24, lo ricordiamo, va perfezionata entro il 22 giugno.
È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.